Archiviata la prima giornata del convegno mondiale della famiglia, Verona si prepara ad un fine settimana che si preannuncia a dir poco intenso. Le forze dell'ordine hanno unificato le centrali operative, Piazza Bra è stata blindata e sulle strade si trovano centinaia di agenti tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. La stima è di 20.000 presenze per i due cortei di segno opposto che si fronteggeranno idealmente tra sabato e domenica. Sabato è anche la giornata dell'arrivo a Verona del ministro dell'Interno Matteo Salvini, della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e del ministro della famiglia Lorenzo Fontana. Fuori dal Palazzo della Gran Guardia, per le vie della città, si snoderà intanto un corteo di segno politico opposto nel quale è prevista la partecipazione del segretario CGIL Maurizio Landini, del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, di Laura Boldrini, Susanna Camusso, Monica Cirinnà e Livia Turco. Dal convegno gli assessori regionali veneti controbattono alle polemiche. Discutere, giudicare, condannare ancora prima che si potesse parlare di che cosa poi? Della bellezza del matrimonio, del diritto dei bambini ad avere una famiglia serena, del diritto di una donna di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Io mi occupo di questo tema da molto tempo, ma anche della libertà educativa che in Veneto è una realtà. Ma le polemiche trovano il tempo che trovano. Credo che sia stata una grande pubblicità per gli organizzatori del congresso. Quello che a me interessa invece è i lavori finali di questo congresso, quindi le esperienze anche degli altri paesi, per capire anche come Regione Veneto cosa in più possiamo fare per rilanciare la famiglia, la centralità della famiglia, ma soprattutto per aiutare le famiglie. Giornata intensa anche domenica, terminato il convegno mondiale delle famiglie, nel primo pomeriggio partirà la marcia per la famiglia. Il problema principale da risolvere per molti è il calo delle nascite. Nessuno lo dice, ma nel 2050 probabilmente non ci saranno più italiani e nel 2030 l'Italia sarà un ospizio a cielo aperto. Dobbiamo intervenire su questo, dobbiamo intervenire e dobbiamo dare una speranza al nostro paese.